servizio interforze di polizia, carabinieri e direzione investigativa antimafia nel cantiere dove dal 2022 sono iniziati i lavori di restyling all'interno, uomini in divisa e in borghese. Giornata infernale in A4, 2 incidenti provocati dalla fitta nebbia e dalla distrazione hanno paralizzato l'autostrada, un ferito, tracce assalto e 90, camion a fuoco, tratto chiuso per ore, code e disagi. Violazioni in materia di sicurezza e lavoro nero, attività sospese, sanzioni per 250.000 euro da parte dei carabinieri del NIL. In agricoltura potenziati i controlli anticaporalato. Nel settembre scorso il suo cadavere venne recuperato nel Musestre. Oggi la notizia del suo lascito alla comunità di Roncade, 600.000 euro, la sua ultima lettera letta in consiglio comunale. Una tonnellata di rifiuti abbandonati al giorno è quanto ha calcolato Bacino Friuli in collaborazione con Contarina al termine del 2025, un costo per la comunità di 1.800.000 euro l'anno. Scoperto all'ospedale di Oderzo il mosaico dedicato al dottor Stefano Lamon, primario di oncologia, scomparso il 15 luglio scorso a soli 63 anni. La storia di Lisa e del compagno Federico e della loro piccola Greta, nata in casa a Maserata. Sono stato guidato al telefono dall'ospedale e sembrava di essere in un film, racconta emozionato il papà. Vietata la vendita ai residenti in provincia di Venezia dei biglietti per la partita di calcio al tennis di lunedì sera tra Treviso e Clodiense. Per la prefettura è una gara a rischio. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Apriamo dunque con il blitz interforze nel cantiere della stazione dei treni di Treviso, dove dal 2022 è in corso un lavoro di restyling. All'interno uomini in divisa e in borghese, scattate le verifiche di carabinieri, polizia e direzione investigativa antimafia. Carabinieri, polizia e uomini della direzione investigativa antimafia al cantiere della stazione ferroviaria di Treviso per un controllo interforze che ha visto schierato personale in divisa e in borghese. Sotto la lente degli investigatori la regolarità di opere e procedure, attenzionati i lavori e le ditte che stanno operando da ormai 4 anni in quello che è uno dei cantieri principali della città, che RFI sta portando avanti non senza difficoltà. Un blitz in un momento caldo proprio per le polemiche legate ai ritardi nella consegna dei lavori. Le forze dell'ordine sono rimaste all'interno del cantiere per circa 3 ore, ma sul fronte dell'antimafia non sarebbe emerso nulla di rilevante. Dai primi accertamenti sarebbero infatti state riscontrate solo alcune irregolarità relative alla sicurezza. E la stazione di Treviso torna al centro dell'attenzione. Una storia, quella del restyling, iniziata a giugno 2022, intervento che doveva essere ultimato nell'estate del 2025, ma così non è stato. Opera nella bufera, lavori sospesi e poi ripresi, disagi. A intervenire più volte il sindaco Mario Conte, che aveva chiesto a RFI di aumentare le maestranze per velocizzare le tempistiche. Poi l'ennesimo ostacolo, una ditta mandata via, ne è subentrata un'altra, per non parlare dei periodici allagamenti del sottopasso ferroviario. La promessa di terminare tutto per le Olimpiadi Milano-Cortina è andata disattesa e il cantiere è ancora aperto. Ultimo termine giugno 2026, ma per ora a essere stata completata è solo la piazzetta sul lato est davanti allo stabile che ospiterà il BC Park. Ora il massiccio controllo di polizia, carabinieri e DIA per andare a fondo su chi e come sta portando avanti il cantiere. E adesso la giornata infernale vissuta in A4, 2 incidenti provocati dalla fitta nebbia e dalla distrazione hanno paralizzato l'autostrada, un ferito, tracce assalto e 90, camion a fuoco, tratto chiuso per diverse ore con code e disagi. A4, incidente tra 2 camion nel tratto tra Cessalto e Noventa di Piave. Uno dei 2 mezzi pesanti ha preso fuoco. In un attimo l'autostrada si è trasformata in un inferno di fiamme. Sul posto sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco dal veneziano e trevigiano. Intervento immediato per scongiurare ulteriori esplosioni e soprattutto per evitare che il fuoco potesse raggiungere altri veicoli. La strada, poco dopo lo svincolo di Noventa di Piave, è stata completamente chiusa per ore, non solo per la rimozione dei mezzi, ma anche per ripristinare l'asfalto bruciato dal fuoco. Purtroppo questo è l'unico
ormai tratto in cui ci sono le due corsie, quindi in momenti come questi in cui c'è una fitta nebbia, una distrazione e quant'altro, purtroppo bisognerebbe stare più attenti, primo io, e quindi queste poi sono le conseguenze. Camion e auto sono stati costretti ad uscire a 90 tra code e disagi, e qui è sorto un altro problema. Molti camionisti, una volta raggiunta la strada normale, si sono infilati in una provinciale a Cessalto, stretta e piena di curve, vietata ai mezzi pesanti, multe a raffica. In questo tratto solo la mattina hanno fatto 15 sanzioni questa mattina e questo è voluto perché è veramente un pericolo. Nel 2023 un'ambulanza è entrata dentro in un fossato, comunque si crea dei danni importanti anche a tutta la via e ai cittadini che abitano. C'è anche un ponte che comunque non è pensato per veicoli pesanti, essendoci divieto, e quindi dobbiamo attenzionarla subito quando succedono incidenti del genere. Altro incidente sempre nella mattinata tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. In questo caso sono rimasti coinvolti 3 mezzi pesanti, tra cui una cisterna di gas fortunatamente vuota. Una persona è rimasta ferita. Il pensiero è andato immediatamente ai lavori per la terza corsia. I lavori, come abbiamo visto, sono stati finanziati, non sono certo i lavori che avremo la terza corsia domani, perché sono lavori difficili e quant'altro. Stanno andando avanti purtroppo a rilento anche i sovrappassi autostradali, che sono, vi ricordo che in questo tratto sono ben 10, e quindi un lavoro estremamente oneroso per Autostrade Alto Adriatico e il commissario, a cui va il mio ringraziamento, perché la volontà e le risorse ci sono, purtroppo i tempi tecnici non sono quelli che vogliamo. Adesso una storia terribile di violenza, le vittime 2 bimbi piccoli, fratellino e sorellina, lei di età inferiore ai 6 anni, imputato in questo processo il padre dei piccoli, un 35enne accusato di violenza sessuale ai danni di minore, aggravata dal fatto di essere legato alle vittime dal vincolo familiare e un amico dell'uomo. Questa mattina si è aperto il processo davanti alla Corte d'Assise, gli imputati sono difesi dagli avvocati Marcello Stellin, Nicola Poloni e Alessandra Nava. Secondo la mamma che avrebbe presentato la denuncia, sarebbe stato il figlio a raccontare le violenze. Sui 2 piccoli erano stati effettuati anche degli esami medici che hanno dato esiti discordanti. Il processo, che si svolgerà a porte chiuse, è stato aggiornato al prossimo 14 maggio. Violazioni in materia di sicurezza e lavoro nero, attività sospese, sanzioni per 250.000 euro da parte dei carabinieri del NIL. In agricoltura potenziati i controlli anticaporalato. Lavoratori in nero nel vigneto impegnati nella potatura e legatura delle viti. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno disposto l'immediata sospensione di un'azienda agricola di Volpago del Montello, in cui nel corso di un'ispezione erano impiegati dipendenti per i quali non era stato redatto il documento di valutazione rischi. Lavoratori che sono stati allontanati dal fondo agricolo. L'attività nell'ambito dell'intensificazione dei controlli anticaporalato. Nel mirino dei carabinieri anche 2 imprese edili, una di Riese e una di Susegana, sospese per gravi violazioni in materia di sicurezza. Nella seconda, in particolare, i militari si sono trovati davanti a degli operai a rischio caduta dall'alto mentre lavoravano su un ponteggio. Dipendente in nero scoperta in un centro massaggi cinese di Mogliano e un'altra in un bar di Pederobba. Altri controlli a Valdobbiadene, Resana, Istrana, Conegliano, Colle Umberto e Castello di Godego. Bilancio: 27 aziende fuori regola. In questa tornata di controlli le sanzioni hanno raggiunto un totale di 250.000 euro. Aggressione alla troupe di Striscia la Notizia. 4 persone, tutte di etnia rom, sono finite a processo. Devono rispondere di rapina, lesioni personali, minacce, violenza privata e danneggiamento. Questa mattina l'udienza preliminare. Il fatto era accaduto il 12 maggio 2025 a Maserada sul Piave. Gli imputati avevano colpito giornalisti e operatori con calci e pugni e minacciati con un'ascia. Un servizio giornalistico che doveva documentare l'occupazione abusiva di una casa, ma si è immediatamente creato il caos. Ad aiutare la troupe l'arrivo dei carabinieri. Oggi i difensori degli imputati, gli avvocati Mauro Serpico e Fabio Capraro, hanno richiesto del tempo per analizzare un nuovo elemento probatorio, un CD contenente ulteriori immagini e filmati dell'aggressione che potrebbero risultare decisivi per la ricostruzione dei fatti. Il giudice ha quindi rinviato il procedimento al prossimo 19 aprile.
Nel settembre scorso il suo cadavere venne recuperato nel Musestre alimentando un giallo. Quell'uomo, si scoprì poi, si era tolto la vita dopo un'esistenza molto discreta e riservata. Oggi la notizia del suo lascito alla comunità di Roncade, 600.000 euro. La sua ultima lettera è stata letta in Consiglio Comunale. Prima di togliermi la vita preciso alcune cose. 1. Non ho nessun problema economico. 2. Nessun problema sentimentale. L'atto che mi appresto a compiere è semplicemente dovuto al fatto che non mi ritrovo più nel mondo di oggi. Pertanto non ho più alcun interesse a vivere. È una lettera a cuore aperto quella che Vittorio Varniera ha scritto al comune di Roncade prima di togliersi la vita, a quella comunità a cui ha lasciato buona parte dei suoi beni, 600.000 euro tra appartamenti e contanti, risparmi di un'esistenza sempre condotta con estrema dignità e quasi in disparte. Vittorio era una persona distinta, era una persona per bene, sempre pronta con il saluto, una persona anche un po' riservata, sì, ma nulla che lasciava presagire a un gesto simile. Il corpo del 75enne venne ritrovato il 4 settembre 2025 nelle acque scure del Musestre, a ridosso della Treviso Mare, alimentando anche un giallo. Per oltre 48 ore, infatti, quel cadavere restò senza un nome. In un primo momento non si escluse nemmeno una morte violenta, eppure l'incidente. Poi la verità affidata a 3 pagine scritte fitte, lucide, taglienti, lette nell'ultimo consiglio comunale e trovate nel suo appartamento di via Daria Biancade, una casa divenuta nel tempo quasi una gabbia con il passato che soverchia ogni afflato di futuro. Il mio problema è che non voglio frequentare ambulatori, ospedali, strutture sanitarie, case di riposo ed altro. Ne ho viste troppe nella mia vita, assistendo i miei familiari e altre persone. Altra cosa importante è che non voglio essere di peso a nessuno. Anzi, chiedo umilmente scusa a tutte le persone che verranno coinvolte nel mio caso. Comunque c'è denaro sufficiente per pagare qualsiasi spesa. Si augura un mondo migliore, Vittorio, in questo momento in cui sta letteralmente impazzendo. Questa è l'espressione usata nel suo congedo. Dei 600.000 euro, oltre 300 andranno alle associazioni benefiche del territorio e a quelli che sono stati indicati come centri per la lotta contro le malattie, con il comune ora chiamato a sciogliere dei nodi burocratici in una storia che di burocratico ha davvero ben poco. È un gesto che ha destato grande impressione in tutta la comunità, ma deve farci anche riflettere, deve farci anche preoccupare come amministrazione, perché capiamo che ci sono tante fragilità che molte volte non si riescono a capire e a interpretare. E adesso il caso Django, che continua a mettere in difficoltà la maggioranza di Cassugana. Tra il sindaco Mario Conte e l'avvocato meloniano Fabio Crea si è creato un solco. Attaccandomi, Conte legittima come interlocutore la sfida di Crea. Ha detto di non essere disponibile perché non mi riconosce come interlocutore, ma se non mi riconosce come interlocutore allora non comprendo perché ogni volta che faccio qualche commento, qualche considerazione anche di natura tecnica, come era quella relativa alla proroga tecnica sul Django, abbia motivo di attaccarmi. Il caso Django è la prova del 9, quella che certifica una distanza ormai siderale tra l'avvocato Fabio Crea, esponente di Fratelli d'Italia, e il sindaco leghista di Treviso Mario Conte. Non passa giorno ormai senza una stoccata. L'ultimo atto è il guanto di sfida che Crea ha lanciato al primo cittadino, invitandolo a un confronto pubblico sulla proroga degli spazi all'ex caserma Piave. Automatismo obbligato per Conte, atto discrezionale per l'avvocato. Confronto pubblico che comunque non ci sarà. Il sindaco ha declinato l'invito dicendo di preferire semmai gli organi ufficiali di Fratelli d'Italia, aggiungendo come tra Crea e gli esponenti meloniani in giunta, Vettoretti e Sernagiotto, i rapporti siano pessimi, eppure con il capogruppo in consiglio comunale Guido Bertolazzi. Se lo fa facendo riferimento a me peraltro come qualcuno che manovra una parte di Fratelli d'Italia, allora mi legittima da un punto di vista politico all'interlocuzione.
quindi o sono o non sono interlocutore. Se non lo sono un libero cittadino e un tecnico che fa delle sue valutazioni. Valutazioni che restano tranchant, con il fronte che chiaramente non è soltanto interno. Lo stesso Django ha già detto chiaro e tondo che dall'ex caserma non se ne andrà nemmeno dopo la scadenza della proroga nell'aprile 2028. Sul punto, sui propri canali social, va all'attacco il comitato Prima i Trevigiani. Questo è un atto prepotente contro non solo il comune di Treviso, ma contro tutti i cittadini di Treviso. Comitato che poi si rivolge nuovamente a Mario Conte definendo timido il suo approccio proprio nei confronti di Django. Non siamo soddisfatti delle timide affermazioni delle ultime interviste, dove si parla sì di un'assegnazione al progetto Abitare Treviso, ma non direttamente di quello spazio. Si chiama Treviso Wake Up, ovvero Sveglia Treviso, la manifestazione che il centro sociale Django promuove sabato dalle 15 negli spazi di via Monterumici. 5 tavoli sociali per immaginare una Treviso diversa. Filo conduttore, la sicurezza. È sicuro lasciare per strada persone senza fissa dimora durante i periodi più freddi, è sicuro sfrattare le persone dalle case lasciandole per strada, ci chiediamo se è sicuro smantellare la sanità pubblica. E partendo appunto da questo filo ci siamo chiesti cosa per noi e cosa può essere veramente sicuro per una città e per chi la abita. 5 dunque i tavoli di discussione: territorio e consumi, welfare, diritto alla casa, sport, salute, diritto alla città e agli spazi sociali. Un grande evento che a partire dalle 15 vuole coinvolgere la cittadinanza per costruire dal basso un nuovo progetto di città, mettendo al centro il piccolo piuttosto che la grande distribuzione. Dalla sanità mentale alla precarietà del lavoro, ma grande spazio avrà anche il tema della casa. Sappiamo benissimo come a Treviso sia complicatissimo in questo momento trovare casa, trovare affitti, i prezzi sono spropositati, quel ceto medio che dovrebbe riuscire a accedere a un affitto o a un mutuo, vediamo che a Treviso diventa sempre più complicato. Dalla zona rossa agli spazi di cultura e di socialità ci sarà modo di toccare tutti i temi che oggi la città deve e vuole ripensare, in una logica slegata dal profitto, aperta a tutta la cittadinanza che voglia confrontarsi e discutere. Un invito che però, specie dopo le recenti polemiche, non è arrivato a Fratelli d'Italia. Inviterete Fratelli d'Italia a questa festa? Non credo che inviteremo Fratelli d'Italia a questa festa. Qui io loro possono dire quello che vogliono. Questo è un posto antirazzista e antifascista, per cui non è il loro posto. 1 tonnellata di rifiuti abbandonati al giorno è quanto è stato calcolato da Bacino Priula in collaborazione con Contarina al termine del 2025, un costo per la comunità di 1.800.000 euro all'anno. 1 tonnellata al giorno, cioè 365 tonnellate di rifiuti sono abbandonati, però nel 2018, anno in cui eravamo tutti con Treviso, Avviato, eccetera, erano 512, quindi quel numero intanto si è ridotto del 40%. Poi chiediamoci se sono tanti o se sono pochi. Dipende quanti sono i rifiuti che normalmente raccogliamo. Raccogliamo oltre 200.000 tonnellate di rifiuti messi ordinatamente nei cassonetti. Sono a dir poco sbalorditivi i numeri che snocciola il direttore del Bacino Priula. Nonostante il dato segnali il calo dell'abbandono, la cattiva pratica di scaricare sulla collettività i costi del recupero permane quotidiana, un comportamento che ha il suo peso specifico. Se vogliamo esprimere un numero in assoluto sono circa 1.800.000 euro l'anno, anche qui un numero grande, però il servizio costa 70 milioni di euro, cioè stiamo parlando che una famiglia che spende 200 euro all'anno sa che 5 euro di questi 200 servono per tenere pulito il territorio. Ma chi sono queste famiglie? Persone che buttano di tutto, dall'umido alla carta, coloro quindi che non accettano di stare nella comunità della raccolta, non solo quelli che scaricano il secco per pagare di meno, prosegue il direttore. Per tutelarsi, il Bacino Priula ha proposto un protocollo d'intesa tra sindaci e forze dell'ordine, anche per aumentare la videosorveglianza. Certo, il progetto è quello di, tramite il protocollo d'intesa, di coinvolgere attivamente i sindaci ma anche le forze dell'ordine, di incrementare la presenza delle telecamere mobili
e cercare tutte le opportunità anche tramite, perché no, chiedendo la collaborazione dei cittadini se hanno buona volontà. Un ruolo fondamentale è proprio quello dei cittadini che scattano foto e segnalano i reati. Di segnalazioni ne arrivano 10.000 all'anno, segno che la sensibilità si è alzata e la tolleranza diminuita. Per fortuna ci aiutano a rintracciare l'abbandono prima che diventi inquinamento, perché poi quando l'abbandono, il sacchetto viene lasciato sulla strada, magari viene investito da un'automobile, questo diventa inquinamento e viene sparso il contenuto lungo tutta la strada nei fossi. Ecco, questo è il danno ecologico che loro vanno a fare, che queste persone vanno a fare al nostro territorio. Scoperto all'ospedale di Oderzo il mosaico dedicato al dottor Stefano Lamon, primario di oncologia, scomparso il 15 luglio scorso a soli 63 anni. Le due mani grandi sono le mani di Stefano che si aprono e sostengono, e le mani colorate sono le mani di tutti quelli che hanno collaborato, compresi i pazienti. Nel mosaico ogni tessera è diversa, fragile se presa singolarmente, ma capace di diventare armonia quando trova il proprio posto accanto alle altre. Così è la medicina, così è stata la missione del dottor Lamon: unire competenze, ascolto, umanità. Attorno all'opera le mani raffigurate raccontano una comunità che sostiene, accompagna, protegge con 1000 colori. Mani che curano, che stringono, che non lasciano soli. Un tributo che parla di professionalità, ma soprattutto di relazione e responsabilità reciproca. L'opera è di due giovani artisti, allievi della scuola musiva di Spilimbergo, che hanno rielaborato il simbolo dell'oncologia di Oderzo. Gli artisti sono due, e uno è un amico nostro caro, amico di Stefano e mio, Alfonso Malacchini, che vive a Paese, a Treviso, ma ha studiato a Spilimbergo alla scuola di mosaico, e lui ci ha presentato la giovane mosaicista Viviana Morra, che insieme hanno realizzato questa opera e l'hanno fatta con grande emozione, con grande partecipazione. Alla cerimonia ha partecipato e commossa anche la sindaca Maria Scardellato, le istituzioni sanitarie e naturalmente parenti e figli, Giovanna, Giuseppe e Pietro. È difficile molto ricordare papà, soprattutto perché ricordo ancora fresco, un po' di dolore ovviamente c'è. Diciamo che i momenti belli in cui ci piace ricordarlo sono proprio questi. Il mosaico è solo il simbolo di quello che in realtà c'è dietro la telecamera, un sacco di gente e l'amore che si provava per papà. Ecco. Come unica vera passione aveva l'amore per la vita e per il donare e preservare la vita degli altri e la felicità anche. Commosso anche il ricordo del dottor Benazzi, la cui infanzia è stata condivisa proprio con il dottor Stefano Lamon. Non ci sono parole per ricordare una persona di questo tipo, ne nascono poche purtroppo, però sicuramente quando poi se ne vanno lasciano una traccia che resterà indelebile per sempre nei nostri cuori. Quindi grazie Stefano e grazie a voi. E adesso vi raccontiamo la storia di Lisa e del compagno Federico e della loro piccola Greta, nata in casa, nella loro casa di Maserata. Sono stato guidato al telefono dall'ospedale di Oderzo, sembrava di essere in un film, racconta ancora emozionato il neopapà. L'ambulanza tempestivamente è arrivata, solo che Greta aveva troppo fretta di nascere e praticamente è nata alle braccia del papà. Lisa Zambon stringe tra le braccia la sua piccola Greta, nata 8 giorni fa qui nella villetta di Maserata. La mamma, alla 39esima settimana di gravidanza, fino a quella notte del 18 febbraio non aveva avuto alcuna avvisaglia. Il parto era previsto tra il 20 e il 25 febbraio, al punto che il giorno prima, con la figlia e il compagno, aveva assistito alla sfilata dei carri a Treviso. Rientrata a casa inizia ad avvertire alcune contrazioni, ma distanziate tra loro. Solo intorno all'1 di notte iniziano a farsi più frequenti. Lisa capisce che Greta sta per nascere. Mentre arrivano i suoi genitori, il compagno prepara la borsa per l'ospedale, ma non c'è tempo, la piccola deve nascere. La coppia chiama la sala parto dell'ospedale di Oderzo. Gli operatori al telefono con Federico lo guidano. Mi ha spiegato passo per passo come devo fare, allora ho chiesto anche a mia suocera che era lì in fianco se poteva prendere
prendermi degli asciugamani caldi in maniera da avvolgerla poi dopo, guidato, altrimenti non sapevo neanche io come prendere in mano la situazione, niente. È come vivere un film. Ma non è un film, in pochi minuti Greta è tra le braccia del papà. Quando mi è nata tra le mani l'ho subito messa in grembo alla madre e mia suocera ha messo gli asciugamani caldi e da lì a 5 minuti sono arrivati i medici dell'ambulanza. Tutta la tensione si scioglie, i genitori possono finalmente stringere la loro secondogenita. Ho partorito nel letto effettivo che sarà il futuro letto di Greta, nella sua cameretta. Quindi è stata bellissimo. Quando ho visto nascere e uscire Greta ho detto ok, è nata. Non mi sono resa conto di niente, non ho pensato che potesse andare male qualcos'altro. Ecco, è andato tutto bene. Io ero preoccupato che non avesse emorragie, che non avesse altri problemi, che anche la bimba stessa, insomma, il prenderla in mano, in braccio mentre esci, c'è sempre un po' di pensieri. I medici, dopo aver sottoposto ai primi controlli mamma e bimba, le trasportano al Caffoncello. Entrambe stanno bene e dopo 36 ore possono rientrare a casa. L'unica mia paura è stata che non si svegliasse la bimba di 3 anni dalle urla mie e dal via va dei medici che sono arrivati. Noi volevamo andare in ospedale, fare un parto tranquillo, in sala parto, seguito dai medici, invece ho dovuto fare io il medico, l'ostetrico. Il pensiero e il grazie di Lisa e Federico va a chi è stato loro accanto in quei momenti, ad iniziare dal personale della sala parto dell'ospedale di Oderzo. Siete stati meravigliosi, diciamo, nell'assisterci telefonicamente fino alla fine, finché non sono arrivati i soccorritori, dalla guardia medica all'ambulanza, ecco, che ci hanno trasportati all'ospedale, e tutto il reparto di ostetricia di Treviso. 22esima edizione delle giornate internazionali di studio sul paesaggio, in scena giovedì 26 e venerdì 27 febbraio all'Auditorium di Palazzo Bomben di Treviso. L'appuntamento organizzato da Fondazione Benetton Studi Ricerche sarà dedicato al tema Healthscapes, il paesaggio, il senso contemporaneo della cura e l'equivoco del benessere. 2 giorni di incontri e dibattiti che coinvolgerà una quindicina di relatori italiani e stranieri, esperti, studiosi, professionisti provenienti da diversi ambiti disciplinari, dall'architettura del paesaggio all'ecologia, dalla biologia alla medicina, dalla psicologia ambientale alle neuroscienze, che riserverà uno spazio speciale anche al linguaggio del cinema per proporre una riflessione sul legame tra benessere, malessere e paesaggio, tra salute e percezione dell'ambiente e sul progetto paesaggistico come forma di cura e vicinanza attiva alla condizione umana. E noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Treviso torna, visite guidate nei libri, 6 incontri per rileggere i grandi classici accompagnati da voci autorevoli del panorama culturale italiano. Dopo il grande riscontro dell'anno scorso, torna da febbraio a maggio la rassegna Visite guidate nei libri, ideata dall'associazione Veloce Vascello. 6 appuntamenti gratuiti all'Auditorium Santa Caterina ogni venerdì per entrare nella stanza segreta dei grandi libri, non presentazioni di novità editoriali ma relatori che raccontano un'opera che amano. Tra gli ospiti Edoardo Camurri, Antonio Pascale, Gioia Salvatori, Marco Malvaldi, Luca Mastrantonio e Vito Mancuso. Il progetto culturale è sostenuto dal Comune. I primi 3 appuntamenti sono già sold out, quindi veramente siamo molto soddisfatti di aver avuto l'intuito l'anno scorso di sostenere questo progetto, perché era un progetto nuovo, è la prima volta che veniva presentato al Comune, quindi abbiamo avuto una visione capendo che era sicuramente un qualcosa di nuovo nella lettura dei libri, e quest'anno ne abbiamo avuto la conferma. Un'iniziativa nata dal basso e cresciuta grazie al coinvolgimento dei lettori. Tutti i nostri relatori, i nostri maestri di lettura racconteranno un libro che hanno proposto loro, non un libro quindi che hanno scritto, ma che è importante per loro, e lo faranno sicuramente in un modo molto affascinante. Tutto esaurito per i primi 3 appuntamenti, ma per gli altri incontri c'è ancora speranza di partecipare. Purtroppo i primi 3 eventi sono già sold out, e per i secondi 3 riapriamo le iscrizioni il 25 marzo.
dal nostro sito visiteguidatenei-libri.it. Un modo diverso di vivere la letteratura, rallentare, approfondire, vedere l'invisibile dentro un libro. Nuovo salice ai Buranelli. Questa mattina è stata messa a dimora una Salix babilonica in sostituzione dell'esemplare seccato durante l'ondata di calore dell'estate 2025. La pianta è stata donata al Comune di Treviso da Centro Marcabanca, già protagonista nel 2023 della donazione dell'altro salice dopo il Fortunale, un simbolo identitario restituito alla città, ha detto il sindaco Conte, sottolineando il valore paesaggistico e ambientale dell'intervento. Vietata la vendita ai residenti in provincia di Venezia dei biglietti per la partita di calcio al Tenni tra Treviso e Clodiense in programma lunedì sera per la prefettura. È una gara a rischio. Stop alla vendita di biglietti ai tifosi ospiti per il match di lunedì sera allo stadio Tenni tra Treviso e Union Clodiense, valido per il campionato di Serie D. La prefettura trevigiana ha vietato l'acquisto dei ticket ai tifosi chioggiotti, ritenendola una partita a rischio visti i precedenti. Nel 2023 a Chioggia e a Treviso nel 2024 si erano infatti verificati dei disordini. In più la gara di lunedì sera potrebbe essere decisiva per la promozione in Serie C, visto che in caso di vittoria i biancocelesti andrebbero a più 16 punti rispetto agli avversari, loro diretti inseguitori in classifica, ipotecando il passaggio alla serie superiore. Partita ad alta tensione quindi, da qui la decisione della prefettura che, sentito il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ha vietato l'accesso allo stadio ai tifosi dell'Union Clodiense e in generale l'acquisto dei biglietti a tutti i tifosi residenti in provincia di Venezia. Arriva un altro titolo per la squadra Under 18 dell'Imoco Volley. La capitana in campo nella finale di domenica è stata Giorgia Orso, residente a Casoni di Mussolente, subentrata alla mestrina Alessia Manda, infortunata. Come un anno fa sono state le Panterine della Cortina Express Imoco Volley e le Castellane dell'Azimut Giorgione Rosso a contendersi il titolo territoriale di Treviso Belluno del campionato Under 18 di volley femminile. Al Palasport di Carbonera hanno prevalso in 3 set parziali 25-18, 25-18, 25-11 le giallo-blu guidate da Francesco Cervesato. La superiorità imbattuta a muro e in attacco ha confermato il dominio della squadra sandonatese capitanata dalla mestrina Alessia Manda e in campo da Giorgia Orso di Casoni di Mussolente. È stata una partita molto combattuta, è stata la prima delle nostre finali, insomma, la prima tappa, e l'abbiamo portata a casa, quindi siamo molto contente e adesso si pensa al proseguo. Le gialloblu da 5 anni sono campionesse d'Italia e puntano a non farsi scucire di dosso lo scudetto, passando prima dalla fase regionale. È stato il primo obiettivo della stagione. Adesso continuiamo con le fasi regionali dove ci aspettano ottavi, quarti, semifinale e Final Four, dove speriamo che vadano nei migliori dei modi e speriamo di arrivare all'ultimo obiettivo che è quello delle nazionali e vincere. Come per le pluricampionesse di Conegliano, le vittorie in serie non hanno placato la fame di queste ragazze, anche se la pressione non manca. Come dice sempre il nostro allenatore, la pressione è un privilegio, quindi siamo qui ogni giorno ad allenarci per portare onore a questa maglia. È il momento di aprire la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. Iniziamo con la prima edizione che si svolgerà domani della giornata commemorativa dell'istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, introdotta con decreto lo scorso anno, tema prescelto lì dove serve. A Belluno l'appuntamento sarà al comando provinciale a partire dalle 9:30, la presenza delle massime autorità provinciali e a concludere la mattinata sarà la consegna dei diplomi di lodevole servizio e delle croci di anzianità al personale. Nel pomeriggio dalle 14 alle 16:30 le sedi del comando provinciale, dei distaccamenti permanenti di Cortine, di Pieve di Cadore e il distaccamento volontario del Basso Feltrino saranno aperti alla cittadinanza. Meno burocrazia per centinaia di imprese bellunesi e risparmi fino a 2.000 euro l'anno grazie al nuovo decreto PNRR. Soddisfatta Appia CNA di Belluno.
Meno carte, meno costi, più tempo per lavorare. Questo è l'obiettivo del decreto semplificazioni legato al PNRR appena approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Un pacchetto di 20 misure che punta ad alleggerire in modo concreto il peso della burocrazia sulle piccole imprese. Un intervento atteso da tempo e accolto con soddisfazione da Appia CNA Belluno, che parla di un risultato di grande rilievo per il tessuto produttivo locale. Sono dei vantaggi importanti in termini di sburocratizzazione. Questo si traduce per la provincia di Belluno in un risparmio medio di 1.500-2.000 euro per le 4.000 circa imprese interessate nel nostro territorio. Il risparmio equivale ad oltre 30-50 ore di lavoro in meno dedicate agli adempimenti amministrativi. Tra le novità più significative la semplificazione per le insegne di esercizio. Basterà una SCIA al comune con modulo unico nazionale, con taglio netto a tempi e spese che in alcuni casi superavano i 1.500 euro. Snellimenti anche sul fronte privacy in tema di notifica al garante per violazioni di dati non sensibili e sulle procedure per partecipare agli appalti pubblici grazie alla interoperabilità delle banche dati. E per acconciatori ed estetiste, in caso di malattia, sarà possibile nominare un responsabile tecnico temporaneo, evitando la chiusura dell'attività e perdite economiche significative. Novità infine per l'autotrasporto, con la possibilità di sostenere l'esame di accesso alla professione su base regionale. Siamo particolarmente soddisfatti perché abbiamo dato un contributo fattivo come Appia CNA, evidentemente a tutti i livelli della nostra organizzazione CNA, ed è particolarmente sentita anche perché sta all'interno di una serie di attività che comunque Appia CNA regionale sta facendo, CNA nazionale, anche legate alla definitiva implementazione della legge della montagna, oltre alla presenza al tavolo della burocratizzazione voluto dal governatore Stefani. Via libera al rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici che in provincia di Belluno ha trovato d'accordo oltre l'87% delle lavoratrici e dei lavoratori. Un consenso ampio, spiegano i sindacati di categoria di CGIL, CISL e UIL, che rafforza i contenuti dell'intesa. Tra i punti centrali aumenti salariali superiori all'inflazione con recupero del potere d'acquisto, maggiore conciliazione tra vita e lavoro, più tutele per la sicurezza e un impegno contro la precarietà. Un rinnovo complesso segnato anche da ore di sciopero sul territorio bellunese, ma che ha portato ad un risultato definito significativo per il futuro del settore. Grande volley a Belluno il 7-8 marzo alla VHV Arena Final Four della Coppa Italia A3. Il volley Belluno sogna di mettere il trofeo nella sua bacheca. Si svolgerà a Belluno nel weekend del 7-8 marzo la Final Four della sesta edizione della Del Monte Coppa Italia Serie A3 di volley. Teatro dell'evento sarà la VHV Arena Palasport del Belluno Volley. Per noi è un onore poter ospitare questo evento per tutta una serie di motivi, dagli esempi sportivi, il ritorno che ci sarà per le attività, per il turismo, la visibilità della città e per far vedere che Belluno è una città che sa accogliere sia gli sportivi che la gente che viene da fuori. Finaliste, oltre al Belluno Volley, saranno Conad Reggio Emilia, Domotech Reggio Calabria e Viridex Sabaudia. Il mio sogno sarebbe quello di avvicinarsi all'Imoco Volley come successo, come staff, come struttura, come interesse. Però se io guardo i nostri numeri, l'interesse del pubblico che ci sta seguendo ci dà conferma che il nostro progetto può arrivare a quello che noi vorremmo fra qualche anno. Le semifinali vedranno sfidarsi Reggio Emilia e Sabaudia nella prima delle due sfide del sabato, poi Reggio Calabria Belluno indicherà il nome della seconda finalista, una manifestazione di uno sport di cui si sottolineano i valori. Non c'è violenza all'interno dei nostri impianti, c'è familiarità, ci sono i giovani, ci sono le famiglie, ci sono i bambini che camminano, ci sono i tifosi che stanno insieme prima e dopo la partita e quindi tutto questo rappresenta un costo non sociale, non siamo un costo sociale e ci piacerebbe continuare a evidenziarlo, ma non solo noi, che fosse capito all'esterno quanto sia importante questo valore che nessuno ci ha regalato ma che col quale attraverso il lavoro di tantissimi anni, di tantissime persone stiamo continuando a portare avanti.
Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alla sigla, a seguire le previsioni del tempo, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona serata.